La bandiera sul castello. 1 maggio. Questa notte era difficile dormire. Sulle strade principali un rombo ininterrotto di camion e fragore di carriaggi e dappertutto intorno una musica di spari, di colpi, di schianti che facevano tremare i vetri. Guardando dalle finestre verso la chiostra montana si vedevano qua e là sollevarsi le repentine vampe degli scoppi. Evidentemente era in azione il cannone e la cannonata si era fatta più insistente dopo la mezzanotte, specie dalla parte di Cividale. Stamane il sole è sorto su di un cielo azzurro limpidissimo ed è corsa subito la voce fra coloro che si erano alzati di buon'ora, ansiosi di sapere qualche cosa di quello che stava accadendo. I partigiani. I partigiani stanno marciando verso Udine per liberarla. Aggiungevano i bene informati che essi avanzavano dai sobborghi verso il centro su 5 colonne e che il comando partigiano dirigeva le operazioni dalla canonica di San Domenico fuori Porta San Lazzaro. Verso le 6 si è accesa una sparatoria di fucileria più nutrita verso Chiavris e verso il viale Venezia. Poco dopo hanno cominciato ad arrivare in ospedale i primi feriti e hanno portato la notizia che vi erano altri feriti in attesa di soccorso. E così partiamo con un'autoambulanza verso la città. Le vie principali sono deserte, ma solo in apparenza. Allo sbocco delle vie laterali ci sono piccoli gruppi di persone che si affacciano a guardare quello che succede. Camion di partigiani con bandiera tricolore o con bandiera rossa affluiscono verso il centro. In piazza Contarena un picchetto di partigiani ferma l'autolettiga. No, non si passa per via Vittorio Veneto, perché è segnalata una colonna di tedeschi che avanza dal viale Palmanova. E allora deviamo verso il piazzale Venezia, dove raccogliamo 2 feriti non gravi e ci fermiamo una mezz'ora in attesa che la situazione si faccia più sicura. Cominciano a discendere in strada le persone dalle case vicine e tutti i volti sono raggianti. Compaiono bandiere tricolori alle finestre. Un gruppo di persone si avvicina all'autoambulanza che è ferma presso il tempio ossario e una donna che non conosco mi bacia, mi abbraccia e mi punta all'occhiello una coccarda tricolore. E poi trasportiamo i feriti all'ospedale. Qui tutti sono elettrizzati. Il personale e i malati che possono camminare sono discesi all'aperto nel recinto e conversano concitatamente. Giunge una pattuglia di partigiani che porta buone notizie. I tedeschi sono in fuga dappertutto, fuorché verso Beivars, dove fanno ancora resistenza, ma la città è libera e presidiata dalle formazioni partigiane e tutti si indugiano a domandare dettagli, a commentare il grande avvenimento. A un certo momento, dalla folla che si è agglomerata a poco davanti all'ospedale, sale un vocio confuso e poi grida più alte: La bandiera! La bandiera! E tutti puntano l'indice verso la città. E allora guardo anche io in quella direzione e vedo la bandiera tricolore issata sulla specola del castello e un tumulto interiore di emozioni indescrivibile, perché è la liberazione. Chi può resistere alla tentazione di precipitarsi in città? Le vie sono tutte pavesate di bandiere e si riempiono di folla esultante. Allora salgo rapidamente la rampa che mena al castello, ande rivieni di partigiani e di borghesi eccitati e festanti. Nell'atrio del castello è il custode, Antonio Faurlin, che parla al centro di un capannello raccontando gli ultimi avvenimenti. C'erano più di 150 soldati germanici, sì, tutti delle SS a presidio del castello, ma ieri, dopo pranzo, si sono squagliati quasi tutti, ne sono rimasti solo 8. E questi mi hanno mandato a chiamare e se la sono presa con me perché volevano portarsi via gli strumenti del posto di avvistamento. Hanno minacciato di fucilarmi se non glieli consegnavo. E poi 6 di essi se ne sono andati e gli altri 2 sono rimasti con l'ordine di tenermi prigioniero. Questi stanotte hanno mangiato, hanno bevuto, si sono ubriacati e si sono addormentati grugnendo come maiali. Stamattina alle 7 mi sono sentito chiamare dal cancello. Erano i partigiani. Sono uscito dalla stanza e li ho chiuso dentro i tedeschi a chiave, russavano ancora, e ho aperto il cancello. Sono entrati una dozzina di partigiani, hanno fatto una scarica di mitraglie in aria in segno di giubilo e poi l'ufficiale che li comandava ha fatto un piccolo discorso celebrando la liberazione di Udine per opera dei partigiani. Allora mi hanno detto di issare la specola della bandiera del castello e loro hanno aggiunto 2 bandiere più piccole, una tricolore del Fronte della Gioventù e una bandiera rossa della Garibaldi. E poi mi hanno domandato un pezzetto di carta bianca
Mi hanno scritto sopra qualche cosa e me lo hanno consegnato perché lo conservassi in ricordo dell'avvenimento. Mi sono fatto mostrare la carta. È un biglietto su cui è scritto in lapis Udine, 1 maggio 1945, ore 7:58. Oggi, 1 maggio 1945, alle ore 7:58, dopo 25 anni di oppressione e di angosce nazifasciste, portando all'Italia e all'Europa lo sgretolamento politico ed economico, il tricolore sotto il simbolo del Fronte della Gioventù, Brigata Garibaldi, sventola libero alla brezza di quell'aria per sempre purificata. Viva il Fronte della Gioventù, viva la Garibaldi, viva l'Italia libera. E poi seguono 14 firme, non tutte leggibili. Caposquadra Mario Golzi, vice caposquadra De Marco Franco, Beppi Cesterli, Bevilacqua Pietro, Zucchiatti Giulio, Assalone Marco, Boccardi Gino, Lirusso Nello, Lirusso Rino, Dalla Maura, Franz Rizzi, Alessandro Vincenzo, Mattioni Luciano. Ridiscendo in piazza Contarena. Osservo la gente che circola conversando rumorosamente con la coccarda tricolore all'occhiello, il fazzoletto al collo, o l'una e l'altro. Fazzoletti verdi dell'Ausoppo, fazzoletti rossi della Garibaldi. Però a volte rimango interdetto. Vedo col fazzoletto rosso al collo delle persone che conoscevo come notoriamente fasciste. Ma che cosa sono? Sono i convertiti dell'ultima ora. Mi sovviene di avere veduto in ospedale aggirarsi con aria fiera, fazzoletto rosso al collo e un lungo fucile a tracolla, un capo infermiere che mi risulta esercitasse lo spionaggio a danno dei partigiani feriti. Molti si affollano a leggere il manifesto del Comitato di Liberazione affisso ai muri. Attraversano la folla con marcia rapida plotoni di partigiani di servizio. Pattuglie di partigiani o di borghesi circolano in caccia delle spie. Alcuni se la prendono con le insegne del fascismo che sono esposte, le sfregiano, le abbattono. Altri vanno in giro con pentolini di vernice e imbrattano le mura con scritte di abbasso per il fascio e per il re e di viva per i vari partiti della democrazia e per gli alleati. Falce e martello stampigliati dappertutto. Le automobili che circolano nelle strade portano tutte distesa sul cofano la bandiera tricolore o la bandiera rossa. Si attende di ora in ora l'arrivo degli inglesi. Questi giungono verso le 15 dal viale Venezia su possenti carri armati, sui primi dei quali sono anche alcuni partigiani che sono andati incontro alla colonna. Al loro passaggio salgono dalla folla applausi e grida di saluto. Frattanto piazza Contarena si è gremita. Si sa che alle 16 parleranno al popolo dalla loggia del comune gli esponenti del movimento di liberazione. Compare sulla loggia l'avvocato Cosattini, designato dal comitato a sindaco di Udine, e arringa la folla con un breve e fervido discorso. Seguono poi l'avvocato Zanfagnini a nome del comitato di liberazione, il comandante Grossi a nome delle formazioni partigiane e Pina in rappresentanza del gruppo Difesa della Donna. Tutti gli oratori sono acclamati da un uragano di applausi. Terminati i discorsi, la folla si avvia lentamente per via Cavour per recarsi in cimitero ad onorare i caduti per la libertà. È un lungo corteo disseminato di corone e di bandiere che sfila per il viale Venezia, voltando per viale Firenze entra nel recinto del cimitero. La folla sosta intorno alle tombe dei fucilati del 13 febbraio e del 9 aprile, ricoperte di terra ancora fresca. Rievocano il sacrificio della gioventù partigiana Andrea, commissario politico della Garibaldi, l'avvocato Zanfagnini per il Comitato di Liberazione e una giovane rappresentante del gruppo Difesa della Donna. Infine, l'arcivescovo Monsignor Nogara, con la sua ascetica figura e con la sua voce suadente, pronunzia parole di pace e di pietà. Poi la folla si sciolse e rientrò alla spicciolata in città. Per tutta questa luminosa e indimenticabile giornata di Calen maggio ha sventolato sulla specola del castello il tricolore per la prima volta dopo 2 anni, 2 lunghi anni di tenebre, di angoscia e di sangue, e con esso le bandiere della liberazione issate dai partigiani. Buon 25 aprile a tutti.